Disegna un po' la vita, a me l'ha segnata perché mi sono ritrovato con un cognato lì, uno squilibrato, che avevo conosciuto a Oderzio, sono stato sia a Cotogne che a Oderzio, quindi ho fatto le due esperienze. C'è un signore che mi sta filmando, per fortuna ho dato dentro la moglie, quindi posso parlare liberamente. Allora, loro mi dicono racconta la storia delle zanzare, io ve la racconterò in modo un po' soft, in modo che non sia volgare. Noi militari, insomma, quando si arriva in un posto così, in un paesino così piccolo, e cosa fa il militare? Diciamoci, un po' come gli extracomunitari che arrivano qua, ne metti 400 in una caserma, cosa fanno quelli là, tutti maschi? Uguale anche noi, no? Per cui, quando mi hanno trasferito a Oderzio, c'erano le elezioni del paese, ho conosciuto in questo comune una ragazza bellissima, meravigliosa. Ci siamo frequentati per un po' di tempo, per tanto tempo, a un certo punto... no. Questo no. Allora, premetto che noi meridionali dobbiamo ringraziare gli extracomunitari. Un applauso, grazie. Noi li dobbiamo ringraziare perché quando io sono arrivato qua al nord, quindi dalla provincia di Avellino, nasceva il fenomeno Lega, Bossi, il Roma ladrona, i soldi in meridione, la mafia, disgraziati, questa roba qua. Per cui ci dovevamo difendere un po' da tutti questi, diciamo, modi di dire, no? Questi stereotipi. E quindi a quel punto vi ringraziamo perché la signora ha detto avete fatto un passo in avanti. È vero, noi rubavamo le biciclette a Cotognese e andavamo a Conegliano, è vero, ma le buttavamo nel canale davanti alla caserma e qualcuno ha esagerato, rubava anche motorini e macchine, non le bici, qualcuno siciliani e calabresi rubavano macchine e motorini. Comunque la bicicletta noi la rubavamo, la c'era ragione, però poi veniva rilasciata su cauzione, ci davano 120.000 lire al mese questi qua. Vabbè, torniamo alla ragazza, ho conosciuto questa bellissima ragazza, quindi dopo un po' che ci frequentavamo e insomma il fuoco e la paglia si attirano, a un certo punto dovevamo arrivare dove dovevamo arrivare, quindi la ragazza mi porta a casa sua e quando suo papà mi ha sentito parlare fa che schile un terù, vai fuori, cioè non ho capito che cazzo gli ha detto, siamo andati via, no? Perché la ragazza dice vabbè cosa ha detto domani? No, non ho detto niente, non ti preoccupare, non per cazzo di chiaro. E allora a quel punto lì ormai eravamo tutti e due in una situazione di eccitazione tale, di cosa facciamo? A Oderzio c'è un fiume, si chiama il Monte Cane. C'è un suo fiumiciattolo così, ci siamo imboscati, erano le 8 tipo di sera, no? Così, ci siamo imboscati e insomma abbiamo consumato, via. Il giorno dopo sono dovuto andare in infermeria perché le zanzare mi avevano morsicato, tutta la parte della schiena, da qua a qua, praticamente alle gambe, e tutta la parte di qua, mi è venuta la metro a 40, anche il dottore vuole anni, ma come mai mi hanno morsicato solo in quella parte? E io devo spiegare la verità, ecco la questione delle zanzare. A lei. Grazie, bravo. Non penso che ci sia solo lui che debba raccontare qualche aneddoto di quegli anni là, più di qualcuno ha combinato.